No, I'm not a writer. E niente, avendo... Amore, ho preso paura. Stavo iniziando il discorso. E tu hai preso paura. Ma no, gli stavo dicendo che eravamo là felici io e te. Guarda. E non è successo niente. E insomma, eravamo là felici io e te, no? Che stavamo giocando col drone, che te rincorrevi il drone. Ti ricordi il drone? Il drone, ti ricordi? E che gli correvi dietro tutta felice, guarda che hai una zanzara nel muso. E dopo uno sciame di zanzare ci ha aggredito. E dopo anche un cagnolino ti ha aggredito. Ma c'è stata talmente tanta confusione che tu ti sei grattata e io ho morso una zanzara. E alla fine è stata una guerra all'ultimo sangue, perché d'altronde con le zanzare cosa vuoi fare? E quello è. E programmi stasera, Hane? Allora adesso noi ci mangiamo pappe, perché adesso è un sito nuovo da iniziare, porca puttana. Dopo 8 ore di lavoro strong, è una bella impresa. In più un altro da contattare che vuole il sito anche lui. Da una parte è bello, da una parte non ho tempo per me, cazzo. Vero Amy? Possiamo mai fare un cazzo. Adesso mangiamo pappe, un po', e dopo andiamo a fare l'acqua e parcheggiamo dove c'è il wifi. Sì, così facciamo un po' il sito e carichiamo 2 o 3 video, li mettiamo in programmazione, cosa dici? Va bene? Ecco la zanzara qua. Zanzara, eccola. Pieno di zanzare, dopo ci attacchiamo il vape, sai? Sì, diamo un'attaccata al vape. Ecco, è andata. Vedete, io mi ritiro. E d'altronde... non mi lamento, no, per carità. Il tempo, manca il tempo. Cioè, il giorno d'oggi, almeno, se vuoi mantenere uno stile di vita
un po' imposto dalla società, no? Un po' standard se vogliamo, no? O hai il tempo o hai i soldi, non puoi averli tutti e due. E io quello che voglio arrivare a raggiungere è il perfetto equilibrio, perfetto, è l'equilibrio tra le due cose. Avere sì sempre un po' di soldini per pagarmi la benzina, andare in giro, star tranquillo anche sotto un certo punto di vista, no? Però anche avere il tempo, perché cosa lavoro a fare, voglio dire, per sopravvivere, no? Mamma mia, strapieno zanzare ovunque. E adesso mi attacco al mio mitico vappino, bellissimo, guarda che figata. E questo lo attacchi sul 12 volte, no? Quindi non devo attaccare l'inverter. Sono felice, ho trovato tante cosine col 12 volt. L'aspirapolvere, la carica Scarface per gli Scarface, la ricarica USB, comodo. Eccolo là, attaccato e via. Io non sono vegano, animalista, io sono Yuri, punto. Rispetto gli altri esseri viventi, quando un altro essere vivente non rispetta me, in qualche modo mi difendo, se non posso difendermi, digli a me. Cioè, se un cane mi morde una gamba, gli arriva anche una pedata, ma non per rabbia o altro, se non riesco a staccarmelo, gli arriva una pedata.